Queste persone abitano insomma, in case anche messe a disposizione dall'Ater, quindi voglio dire è una situazione anche io penso privilegiata, non ci sono situazioni di abuso edilizio, di situazioni di precarietà diciamo, nella loro abitazione, hanno avuto evidentemente anche dal comune la possibilità di integrarsi realmente, ma questo passa attraverso innanzitutto i comportamenti concreti, altrimenti rimangono parole al vento. Abita in un alloggio Ater di Santa Bona, uno dei 3 giovanissimi giostrai protagonisti dell'inseguimento e del drammatico schianto in viale Luzzatti, in cui sono rimasti feriti anche 2 poliziotti. Lo ha sottolineato il prefetto Maria Rosaria Laganà al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dedicato all'episodio, ponendo l'accento sul fatto che non si tratta di 3 ventenni lasciati allo sbando o emarginati perché nomadi, e intendendo così che la loro condotta non ha alibi. Una comunità che, come dire, insomma, più volte manifesta la volontà di integrarsi, ma che poi scivola ancora su questi episodi. Io mi auguro che ci sia anche una, come dire, resipiscenza, una riflessione su questo. Il prefetto ha ribadito la necessità di intensificare i controlli per cercare di contrastare innanzitutto i furti. Perché scappassero, il questore Vito Montarulli, che esprime solidarietà ai poliziotti feriti, lascia che sia la squadra mobile a stabilirlo. Vi posso dire il perché i nostri operatori si erano interessati a questo episodio, perché qualche minuto prima erano intervenuti presso un'azienda dove era stato consumato un furto. Controlli nel territorio invocati anche dal sindaco Mario Conte, a costo dice di essere impopolari. Ho chiesto maggiore rigidità nei controlli, dopodiché purtroppo viviamo in uno stato dove la legge non garantisce le persone per bene. Questa è un'amara verità, lo stiamo vedendo perché chi ha compiuto questi gesti si trova già a casa mentre i nostri agenti sono ancora in ospedale e chi invece ha investito nella propria attività per un mese non potrà più lavorare.